Buonasera, buonasera a Benvenuti a tutti. tutti, buonasera Buonasera. a questo appuntamento con Fai Culture, Festival Atobius, Incontri di Culture. Continuiamo con le nostre videoconferenze che riguardano la cultura della Sardegna. Il progetto Fai Culture, organizzato dall'Associazione Culturale Atobius di Tolianova, in collaborazione con associazioni ed enti di lingua e cultura italiana nel mondo. Visto che siamo un pochettino in ritardo, oggi mi scuso perché abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici. Cedo subito la parola al vicepresidente di Atobius, Maura Matana, che introdurrà i nostri ospiti. Prego, Maura. Buonasera a tutti e benvenuti, do anche il mio benvenuto a questa nuova diretta. Stasera parleremo di giardini pubblici, sì, non di giardini storici, scusatemi, con Antonino Pirellas, che lavora per la regione Sardegna, ma è anche un artista. Ci guiderà attraverso i giardini storici della Sardegna. Ma con noi c'è anche Gianluca Fanti, che invece è in rappresentanza della Dante Alighieri di Loughborough in Inghilterra. Allora, benvenuti, do il mio benvenuto ad entrambi. Inizierei subito con Gianluca per farci, che è il nostro partner in questo progetto, per farci raccontare che cos'è la Dante e che cosa fa nello specifico lui in Inghilterra. Perfetto, allora, buongiorno a tutti e prima di tutto grazie mille per l'invito. Ci fa molto piacere essere, partecipi di questa vostra iniziativa e appunto collaborare con voi. La Dante, prima di tutto siamo un gruppo di volontari. La Dante Alighieri è un'associazione volontaria che promuove la lingua, la cultura e tutto quello che è italiano nel mondo. Io adesso abito da quasi 25 anni in Gran Bretagna, al centro dell'Inghilterra. Loughborough è vicino all'est, tra l'Est e Nottingham. E niente, ci divertiamo a promuovere la nostra Italia, diciamo, le bellezze. Abbiamo avuto la possibilità di portare un gruppo di studenti ospiti proprio prima della pandemia, nel 2019. Io ho visitato Cagliari, Dolianova, la Sardegna, e ci piacerà appunto continuare questa partnership, esatto, questa relazione. La Dante Alighieri è in tutto il mondo, quindi c'è a Roma con la sede centrale e poi in tutto il mondo sedi con le scuole, con i circoli che promuovono con presentazioni, conferenze, eccetera. E noi ci divertiamo appunto a fare questo. Volevo solo finire dicendo che... Anche noi siamo stati i vostri ospiti Esatto. ben 2 volte, con grande piacere, siamo sempre stati accolti con grande disponibilità. Esatto, no, ti ringrazio, ci ha fatto molto piacere e appunto ci rivedremo ovviamente presto. Prima di concludere volevo solo augurare un buon Dante D a tutti, perché ci tengo a ricordare che oggi è la festa di Dante Alighieri, quindi il Dante D, e quindi il 25 marzo. Grazie. Grazie a te, grazie per avercelo ricordato. Allora, adesso invece cedo la parola ad Antonino, che come ho detto prima è un artista, infatti vediamo alle sue spalle una delle sue opere, che da agronomo ci parlerà dei giardini storici della Sardegna. Un bel viaggio, non lungo tutta l'isola in realtà, vero Antonino? Ci porterà in viaggio per tutta l'isola? Allora, grazie dell'invito, chiaramente è piacere, perché i giardini, poi il fatto di aver sentito adesso che c'è il collegamento con il mondo British non può farmi piacere, perché l'Inghilterra ama i giardini che poi hanno preso dall'Italia, lo stile italiano, e in una vecchia guida ho avuto modo di vedere, stando ad Hastings, a Londra, che ho ancora in che modo la Gran Bretagna ha l'idea del giardino. E noi in Sardegna abbiamo tra l'altro uno dei giardini storici che è stato creato da un gallese,
che ha realizzato le ferrovie in Sardegna. Ma non è che le abbia realizzate solo in Sardegna, le ha realizzate nel Galles, le ha realizzate in India, ed era uno dei più brillanti ingegneri ferroviari, quindi uno dei giardini, veramente un gioiello che possiamo vantare nella Sardegna povera, però ricca di bellezze naturali, era dell'ingegner Benjamin Piercy del Galles, che ha realizzato uno dei giardini. Quindi nella presentazione, se l'amica Maura può iniziare a mandare, ci sarà un po' la presentazione. Ecco, giardini storici della Sardegna, perché parte da questa prima immagine, quindi cerco di presentare velocemente. Questo è uno dei giardini all'italiana che si trova a Laconi. Laconi è nel centro, nella parte interna della Sardegna, e vi ho mandato un PDF perché è realizzato in modo tale che possa essere disponibile più facilmente. Ecco, come potete vedere è l'idea del giardino all'italiana, con le siepi, quelle che i francesi chiamano il parterre, e le larghe vedute, quindi l'idea delle vedute ampie fino agli alberi in fondo, e l'idea dell'Inghilterra, cioè quello di avere la possibilità di vedere il cielo e di essere più il naturale possibile. Per esempio nel campo dell'arte, uno degli artisti che ha creato queste scenografie ha influito molto anche sull'idea sull'idea del giardino. Ecco, partendo da questo che è Laconi, giusto la copertina, andiamo nella prossima slide, nella prossima immagine. E la prossima immagine, ecco, potete vedere che in Italia c'è la rete dei grandi giardini italiani, che tra l'altro è creata da una inglese del Galles, veramente, che è Judith Wade, con cui noi della regione Sardegna siamo in contatto, e lei gestisce qualcosa tipo 130 o 160, adesso non ricordo. Io ho buoni rapporti con lei, vive nel nord dell'Italia, e lei gestisce molti dei giardini più importanti. Chiaramente non poteva che essere lei una donna, quindi la sensibilità anche dei grandi giardini italiani. Tra l'altro gestisce anche il giardino tipo, per esempio a Firenze, Rinascimento, Giardino di Boboli, oppure per esempio i giardini vaticani. Judith Wade, se vorrete prendere nota e guardare anche su Google, è una celebrità, è una donna quasi di altri tempi, che ama i giardini. Quindi la sua idea, per dirvi qual è la filosofia di base, che un giardino è un'opera d'arte sul territorio che lega la natura all'ambiente, ed è anche un prodotto culturale. Cioè Judith dice che tra l'altro si occupa di turismo, e dice che bisogna pagare un biglietto, bisogna avere l'idea di rilassarsi, perché le città sono sempre più congestionate dalle cose da fare velocemente. Quindi ecco la prima parte della slide, grandi giardini italiani. La seconda, sulla destra in alto, riguarda l'associazione Parchi Giardini Italiani, ed è uno degli altri network. Quindi tutto il mondo parla di network. Cosa abbiamo fatto noi in Sardegna, anche come Regione Sardegna, per quanto riguarda me come ricercatore agronomo della Regione Sardegna, che mi occupo d'arte, quindi due cose che si uniscono, è quello di
creare un legame, quindi una relazione, quindi un network anche in Sardegna. Quindi vedrete nella prossima, quindi l'Associazione Parchi Giardini Italiane riunisce un'altra associazione che riunisce, per esempio adesso nel PNRR, piano di resilienza, hanno inserito i giardini storici come punto importante nell'ambito dei percorsi turistici, quindi anche la Regione Sardegna ha questo. In questa slide, in questa immagine potete vedere invece, io la vedo piccola nel cellulare, però chiaramente non ho, ecco qua, perfetto, potete vedere Cagliari, nella parte alta al centro la zona dove c'è il municipio, e ecco qua, quindi, e poi l'albero di Giuda, questo rosso che potete vedere al centro, cioè il colore magenta. Poi sulla sinistra potete vedere si chiama Eritrina Crista Galli, cioè Eritrina cresta del gallo, che proviene da diverse parti del mondo. Quindi Cagliari ha il privilegio, come diceva Siro Vannelli, che è stato uno studioso dei giardini del verde pubblico, la Sardegna, e in particolare Cagliari, però tutta la Sardegna, ospita piante che provengono da tutto il mondo. Poi lo vedrete in una prossima immagine, ma adesso stiamo ancora su questa. Sulla destra invece dell'immagine in alto potete vedere le Jacarande, che sono il territorio del nostro Papa Francesco, perché dal Sud America le Jacarande sono arrivate a Cagliari. Quindi le Jacarande di questo colore lilla, violetto chiaro, fanno parte del verde di Cagliari, però fanno parte anche un po' del Sud America, dell'Argentina, e fioriscono 2 volte all'anno, certe volte, certi anni, e fanno parte proprio di quella che è chiamata l'architettura della città. Al centro invece velocemente potete vedere una pianta che si chiama l'amelia, con cui la curiosità che in questo momento, cioè questi giorni, quest'albero che potete vedere in molte parti a Cagliari, venivano fatte le palline del rosario, ed è Cagliari, e ci sono molte piante di melia. I monaci coltivavano questa pianta perché era utile per fare i rosari. Chiaramente non voglio dare un'impronta religiosa a questa, ma giusto rivedendola adesso, sulla sinistra invece potete vedere in che modo la città di Cagliari è diventata città verde tramite Villa Dorri, e poi il melograno al centro e altre piante, perché Villa Dorri lo vediamo nelle prossime slide, nelle prossime immagini. Ecco qua, qui potete vedere velocemente le zone dalle quali sono arrivate le piante. Quindi potete vedere in verde al centro, nell'ambito del bacino del Mediterraneo, le nostre piante, quindi le querce, i lecci, gli oleandri, eccetera. Poi invece in rosso le piante che sono arrivate per esempio dalla Cina, dal Medio Oriente, anzi dall'Egitto, l'ambito cinese, fino all'Australia. Invece sulla parte sinistra il Centro America, abbiamo molte piante del Centro America, della California, per esempio molte palme, per esempio le Washingtonia o altre piante, e poi dal Sud America. Andiamo avanti con l'altra immagine, vediamo che cosa c'è perché non ricordo. Ecco, questi sono i personaggi che hanno fatto la storia dei giardini in Sardegna, però non erano solo di Sardegna, hanno fatto la storia d'Italia. La possiamo ingrandire?
così le vedo meglio. Ecco qua. Sulla sinistra potete vedere Evelina Mameli Calvino, la madre di Italo Calvino, che è sarda, e poi col marito, il padre di Italo Calvino, sono trasferiti a Cuba per studiare la sugar cane, quindi la canna da zucchero e altre piante. La particolarità è che lei è stata una delle prime donne, è stata direttrice dell'Orto Botanico di Cagliari, Evelina Mameli Calvino, una donna degli inizi del Novecento, di un'intelligenza e di una caparbietà unica. Quindi è un personaggio, ecco, ve lo voglio accennare perché magari da approfondire. In questo momento chiaramente non possiamo aggiungere molto altro. Alla destra di Evelina Mameli Calvino, in verde, c'è il fondatore dell'Orto Botanico, Patrizio Gennari, poi alla sua destra in rosso c'è Giuseppe Garibaldi, che è arrivato a Caprera nell'ultimo periodo della sua vita, ha fatto un giardino che adesso fa parte il compendio garibaldino di proprietà del polo museale, quindi del MIBACT. E lui amava le piante e paradossalmente lui che compra dei terreni, tra l'altro, visto che siamo collegati con interesse inglese, lo compra da una nobildonna inglese. E questi terreni poi chiama proprio il fondatore dell'Orto Botanico di Cagliari, Patrizio Gennari, perché uno pensa cosa c'entra Cagliari con Caprera, invece il professor Gennari era amicissimo e grande stimatore di Garibaldi. Quindi Garibaldi chiama il professor Gennari e gli dice: professore, venga a Caprera, mando il treno e poi una carrozza a prenderla e mi classifica per cortesia le piante che posso mettere a Caprera. Quindi se noi andiamo a Caprera, che è bellissimo, vi ricordo che Caprera è l'arcipelago della Maddalena, una delle aree più belle in assoluto, c'è il Museo del Mare, vi ricordo che ci sono le spiagge tra le più belle nel Mediterraneo, vi ricordo che c'è la spiaggia rosa, eccetera, eccetera. E poi sulla destra c'è Aymeric, questo un po' brutto, però in gambissima, che ha fatto il Parco di Laconi, che è stato deputato del Regno d'Italia, di una intelligenza e di una capacità uniche, che ha difeso i boschi in Sardegna, eccetera. Alla Laconi c'è un parco di oltre 20 ettari, c'è un giardino privato della famiglia Aymeric, che era una famiglia nobile molto ricca. Laconi è un gioiello nei borghi di Sardegna, molto bello davvero. Alla sua destra, velocemente, c'è l'ingegnere ferroviario geniale che si chiamava Benjamin Piercy del Galles. Quindi ferrovie, lui, vi dico velocemente, la Sardegna era l'unica regione in Italia che non aveva ferrovie. Quindi chiamano questo ingegnere che, oltre che essere molto bravo come ingegnere ferroviario, riusciva anche a mettere d'accordo la gente che bisticciava, ve lo dico, proprio molto. Quindi lo chiamano e riesce a mettere d'accordo anche i proprietari dei terreni in modo tale da fare i primi tracciati. Vi ricordo che per esempio la tratta Cagliari, Porto Torres, Cagliari Sassari, Cagliari Decimomannu, tutte le tratte ferroviarie non sono di 20 anni fa, ma sono di questo ingegnere. Quindi geniale, veramente in gamba. Poi pensate che bisogna andarci, quindi vi invito alla visita, perché aveva un'idea socialista dell'agricoltura e lui non voleva soldi, ha fatto realizzare un villino a Bade Saliges. Bade Saliges vuol dire Valle dei Salici.
Quindi aveva importato molti alberi a Bades Aliges. Qui non voleva essere pagato con dei soldi, non è vero che ha deforestato, anzi ha fatto anche una scuola di silvicoltura e ha realizzato un villino con un'azienda agricola. Era talmente avanti nell'idea dell'agricoltura che veniva descritto sull'Unione Sarda del 1900 e sui giornali di tutta Italia, poi è diventato deputato, quindi era amico anche del ministro dell'agricoltura di allora, che era una delle aziende più produttive della Sardegna. Quindi aveva portato cavalli, per esempio lui ha incrociato i cavalli anglo-arabo-sardo, proprio in Sardegna. Poi, senza dilungarmi, sulla destra c'è il fondatore Giovanni Antonio Sanna, che quindi il terzultimo da sinistra, che anche a Sassari c'è anche il Museo Sanna, e lui ha acquistato, tra l'altro una storia bellina che vi voglio dire, era uno dei più poveri e intelligenti che c'erano a Sassari. Va a 20 anni, si imbarca per fare fortuna, lo prendono in giro, va a Marsiglia, perché era proprio della Sassari borghese, dicevano a Scova, non hai niente, chi sei tu? Va a Marsiglia incontra un prete o qualcosa del genere di origini sarde e gli dice: guarda, tu di dove sei? Sei sardo? In Sardegna, ad Arbus e nella zona di Montevecchio abbiamo dei terreni dove ci sono questi filoni strani, così sembra che ci sia argento. Lui intuisce, ritorna in Sardegna, si fa prestare i soldi per ritornare in Sardegna, arriva, capisce che quella era un filone minerario, si fa prestare i soldi, compra tutto il terreno e avvia la più importante azienda mineraria di quei tempi. Ritorna a Marsiglia e ve lo descrivo molto velocemente, parte a 20 anni a Marsiglia, ritorna a 50 anni che era uno dei più ricchi d'Italia e lui amava i giardini alla follia. Quindi per dimostrare anche ai sassaresi boriosi che praticamente Giovanni Antonio Sanna, tra l'altro amava l'arte, l'archeologia, compra tutto il giardino di Monserrato che è alle porte, all'ingresso di Sassari. Quindi è anche curioso questo. Nel libro che stiamo scrivendo per una casa editrice con il professor Mauro Ballero è stato all'Università di Cagliari professore di botanica farmaceutica, quindi io mi sto occupando di disegni e anche della storia dei giardini, il professor Mauro Ballero della parte scientifica sugli alberi, in modo tale che tutti siano ben documentati gli usi farmaceutici, gli alberi che ci sono a Cagliari. Vi faccio degli esempi. I ficus che ci sono in Viale Trieste, molti alberi, c'è proprio la descrizione perché hanno molti usi anche farmaceutici. Quindi abbiamo descritto e ricostruito su documenti storici anche questi aspetti. Che il libro uscirà per conto di una casa editrice sarda di Nuoro, probabilmente alla fine dell'estate, quindi sarà un prossimo invito perché ci tengono molto alle immagini, al valore dei testi, quindi è un prodotto editoriale non per noi, ma per mettere in evidenza una bellezza di uno culturale e turistica della Sardegna. Io adoro i giardini, chiaramente, i giardini giapponesi, i giardini islamici, tutti i giardini che hanno un grande valore. Andiamo avanti, sull'immagine, sulla destra invece c'è l'Ordine di Malta, quindi siamo a Sant'Ursulgiu perché c'è la chiesa di San Leonardo di Siete Fuentes, quindi 7 fontane, e l'Ordine di Malta, lì ci sono stati gli ospedalieri, cioè quelli che aiutavano dopo le crociate, e uno
giardino che merita molto la visita. Poi a destra c'è Pilo Boil, a Cagliari c'è il Palazzo Boil, e loro avevano, essendo amanti della campagna, avevano la vega a Milis, quindi avevano le tenute a Milis. Vega, vi ricordo che in spagnolo è anche le zone dove c'era molta acqua. Per esempio a Cagliari c'è via la Vega, perché c'era un fiume, a la Vega di Milis c'è un fiume, e sono terreni fertilissimi degli agrumi. Quindi andiamo avanti sulla prossima immagine, poi vado più velocemente. Questa è la rete che è stata creata. Noi siamo stati semplicemente i propositori. Come potete vedere c'è la Regione Sardegna, il Polo Museale, c'è Forestas e i comuni, 7 comuni. Manca quello di San Roch, che vedrete poi. Andiamo ancora avanti. Ecco, questo è proprio Villa Dorri, alle porte di Cagliari. È una villa nobiliare, è stata anche utilizzata dai Savoia. Quando passa il carro di Sant'Efisio si ferma proprio qua. È stata fatta una trasmissione molto bella di Philippe Daveriot, che è morto l'anno scorso, lo storico dell'arte. Quindi sulla parte destra in basso potete vedere gli interni così come erano vissuti dal viceré, e poi l'ingresso. Quindi questo lo stiamo facendo rientrare tra gli 8 giardini, quindi abbiamo già fatto le riprese col drone, tutte le immagini. Merita veramente, se alle porte di Cagliari e degli eredi che ci sono adesso, quindi merita veramente la visita. Quindi andiamo avanti. Questo è un dettaglio del fiore di lotus che c'è nella vasca centrale dell'Orto Botanico di Cagliari. Vi dico una parte, l'Orto Botanico di Cagliari merita. È stato tra l'altro progettato dall'architetto Cima. L'architetto Cima è stato uno dei più grandi architetti in Sardegna. Per esempio a Cagliari ha fatto anche, vicino all'Orto Botanico, c'è l'ospedale San Giovanni di Dio, si chiama, che paradossalmente ha forma di margherita. Quindi l'architetto Cima amava molto i giardini, quindi nel periodo di Baccaredda, del sindaco, era stato dato l'incarico perché facesse sia l'orto botanico per acclimatare le piante, e sia l'ospedale. Quindi avevo fatto entrambi. Lui credeva molto sul valore del verde. Qui il fiore del lotus è un fiore sacro, anche perché vi dico anche una particolarità: c'è una foglia enorme in primo piano. Da questa foglia i biologi e la NASA, studiando in che modo, se voi mettete un po' d'acqua su questa foglia, l'acqua non la bagnerà mai, perché la foglia è fatta con dei dentelli microscopici carichi elettricamente al contrario dell'acqua, e l'acqua si ripiega su se stessa e non riesce mai a bagnarla. La NASA, studiando questa foglia, è riuscita a fare come si chiamano i grip il felcro? No, come si chiamano? Gli agganci, il velcro, proprio studiando questa foglia e facendo il materiale idrorepellente, proprio partendo da questa foglia. Quindi andiamo avanti. Questa è una immagine aerea del compendio garibaldino, quindi potete vedere la Casa Bianca, si chiama Casa Bianca, l'aveva chiamata così quando Garibaldi era ritornato dall'Argentina. Praticamente, siccome pioveva poco, aveva immaginato che il tetto potesse essere anche una sorta di contenitore per l'acqua piovana. Quindi quando per esempio doveva lavare i pavimenti, tirava una sorta di tappo
l'acqua scendeva dal tetto e quindi non sprecava l'acqua. Veramente geniale. E poi Garibaldi amava tantissimo gli alberi, tanto che l'albero al centro del giardino, del cortile, l'aveva dedicato alla figlia Clelia. Infatti c'è il pino di Clelia. Poi lui, nonostante fosse un generale conosciutissimo, voleva nessun funerale per la sua morte, voleva morire di fronte al mare con una grande modestia, e aveva immaginato che le sue ceneri fossero deposte vicino ad un pino, senza nient'altro. Infatti vi ricordo che a Caprera c'è il pino delle ceneri della sua morte. Poi quando si era diffusa la voce che lui è morto, erano arrivati da tutta Italia, e ci sono i documenti che noi abbiamo visto col professor Ballero, dove accorrevano, tutti i giornali in Italia parlavano della morte di Garibaldi a Caprera, ed erano arrivati in una notte di tempesta per celebrare la morte, per ricordare Giuseppe Garibaldi. Questo c'ha molto. Io che da ragazzino amavo questa idea di Garibaldi, mi aveva molto toccato vedere i documenti delle cronache di allora. Andiamo avanti. Questa è Milis, la Vega di Milis. Poi sotto, allora, la Vega di Milis, Palazzo Boil, quindi c'erano i ricchi nobili che a Milis avevano Milis si trova nella zona centro della Sardegna, vicino ad Oristano, quindi è la parte più fertile di pianura, e qui c'erano sia l'allevamento dei cavalli e sia l'allevamento, la coltivazione degli agrumi. Ha una storia Milis particolare perché è stato la prima coltivazione di agrumi citata già dal Medioevo, perché la carta di Eleonora d'Arborea diceva in un documento che nella zona di Milis si dava coltivazione. La carta di Eleonora d'Arborea è del Medioevo, 1100, e citava, quindi credo che sia più antica della coltivazione degli agrumi della Sicilia. Questo lo vogliamo portare avanti anche come Regione Sardegna, e quindi c'è un documento che è molto importante. La chiesa c'è il bosco di Villaflor, i monaci, la chiesa di San Paolo, e Milis merita una visita perché è un borgo accogliente e ha molta storia. Andiamo avanti. Ecco, qui siamo a Sassari, il parco di Monserrato, c'è la statua del Ninfeo, la vasca del Ninfeo, le grandi vedute qui, quindi avevamo citato prima Giovanni Antonio Sanna, e alle porte di Sassari si apre un giardino che è stato restaurato più o meno 20 anni fa, prima era un po' decadente, e l'idea che era stata della progettisti del Parco di Monserrato, che prende il nome dalla chiesa di Montserrat, quindi spagnola, era che durante il percorso i nobili e le persone che avevano acquistato questo terreno, non vi sto a dire l'origine varia dagli spagnoli, poi arrivati ai nobili sassaresi, eccetera, aveva l'idea che durante il percorso serale il sole attraversava tutta la tenuta, e quando ritornavano la sera il sole era calante e le loro ombre si proiettavano in modo tale che descrivessero il passaggio della luce su Sassari. Quindi, per dirvi quanto è importante l'idea dell'acqua i giardini sono la rappresentazione, non l'ho detto all'inizio, la rappresentazione della Paradisos, quindi del paradiso, così come il giardino islamico, così come
in Inghilterra, che ha molta l'idea della sacralità, così come il Kare Sansui della cultura giapponese e cinese. Cioè il giardino non è una coltivazione di piante, è anche una coltivazione di piante, però ha un'idea sacra, cioè è l'Eden, quindi l'Eden rappresenta i doni che dall'ambito celeste arrivano sulla terra, quindi ha una dimensione sacra. Quindi andiamo avanti. Qui arriviamo all'ingegner Pirsi, che vi ho detto prima, i cavalli che è introdotto. Nella parte alta, quindi nella parte sinistra di questa presentazione, che è vostra chiaramente, con Maura, che abbiamo concordato prima, c'è una breve descrizione di questo ingegnere geniale, Benjamin, il suo villino al centro di una foresta a Bolotana, Bad Esaliges, nella parte centro-nord della Sardegna. E poi il Amacomer l'aveva pensato anche a un collegamento tra le ferrovie e il turismo. Vi dico una particolarità, che lui da questo villino che c'era al centro Sardegna aveva immaginato che la sua azienda agricola potesse fornire di latte fresco Cagliari, quindi arrivava con la ferrovia che lui aveva appena progettato, arrivava il latte fresco e il burro ogni mattina tramite la ferrovia in piazza Matteotti, e c'era una latteria che era molto popolare a Cagliari agli inizi del Novecento e forniva il latte fresco e il burro e tutti i prodotti formaggi i cagliaritani che potevano andare in piazzetta Savoia, dove c'era una latteria, e comprare il latte fresco che arrivava da Bad Esaliges. Quindi aveva un'idea britannica molto bella. Poi vi dico un altro particolare: la prima piscina era stata progettata dall'ingegnere, la potrete vedere a Bad Esaliges, ed è un bellissimo esempio di una piscina in pietra, in granito, progettato per Donna Vera, che era la moglie, che tra le visite a Londra e i passaggi a Bad Esaliges e a Cagliari adorava l'idea della piscina. E siccome non voleva essere vista dagli altri, né chiaramente doveva essere riservata, aveva fatto il tunnel di Bosso in modo tale che lei si potesse asciugare comodamente senza essere vista da nessuno. Ecco, giusto un particolare. Poi giù in fondo sulla destra c'è Palazzo Zamberletti, che è un palazzo qui a Cagliari, vicino a Piazza Arsenale Regina Margherita, dove abitava l'ingegnere. L'aveva preso semplicemente in affitto perché era anche un uomo d'affari di una modestia incredibile. Abbiamo visto molti documenti. Andiamo avanti. Questo è Siete Fuentes, quindi Santo Lussurgiu, Siete Fuentes, quindi 7 fontane, luogo sacro, mirabile, molto bello, merita una visita. Veramente un luogo dove sembra di attraversare, molto legato all'acqua, e l'acqua fa parte delle simbologie sacre dei giardini. È un luogo di riposo, di convivialità. Io sono molto legato, ci andavo da bambino, mi portava mio padre, quindi anche per questo legame, per questo luogo con la sacralità anche della Chiesa. Andiamo avanti, abbiamo quasi finito. Questo è il parco Aimeric di Laconi, 22 ettari, con la cascata maggiore a sinistra. Qui sono arrivati i primi gelsi in Sardegna, è meraviglioso. Non vi dico solo questo: c'è il castelletto medievale, la villa delle feste, i percorsi, i vialetti. Aimeric, il marchese Aimeric, aveva pensato di trasformare l'idea della bellezza un po' romantica, quasi di un romanticismo dell'Ottocento, in un giardino. Quindi c'è
l'idea romantica, ma anche quella nel campo dell'arte di Friedrich, quindi di quel romanticismo sublime che l'arte, con Friedrich tedesco, ma anche con molta arte, aveva utilizzato molto. Quindi lui amava. C'è la carta da parati, che non vi dico, di una bellezza unica, portata dal centro di Parigi, merita una visita all'Aconi. Andiamo avanti. Ecco, per finire, questa è l'ultima immagine. Questo sono i due disegni che rappresentano un po' quello che è i personaggi che sono un po' della Sardegna e un po' dei Simpson. Quindi vi ricordo che il giardiniere dei Simpson nel doppiaggio in italiano parla sardo con l'accento di Morgongiori. Perché abbiano scelto Morgongiori non me lo chiedete, perché non ne ho idea. In modo comico è una specie di ama l'idea selvatica, ama l'indipendenza, è uno diciamo è uno scozzese che sta sempre protestando, questo a destra. Il giardiniere, quindi io ho disegnato a sinistra un giardiniere sardo come contrasto, un po' come immagini, come riflesso del giardiniere dei Simpson di Matt Groening, perché un po' hanno preso nel doppiaggio l'idea che la Sardegna, che è come la Scozia, pieno di campi aperti, e c'è questa idea indipendentista per cui l'abbiamo promosso come immagine anche come Sardegna, e questo è un po' la mascotte che è piaciuta anche molto alla direttrice di Gardenia, che è venuta 3 anni fa, e quindi semplicemente come elemento augurale dell'idea di giardini, dell'idea della bellezza della Sardegna e dell'idea dei giardini. Quindi è questo che volevo. Quindi è un po' un saluto a tutti quanti, a noi e a voi attraverso questa immagine. E ho finito. Allora, eccoci qua. Che dire, grazie Antonino, è stato un viaggio non solo attraverso l'isola, ma attraverso la storia, attraverso le piante, aneddoti, tante cose. Io non so adesso se qualcuno che sta guardando in diretta vuole fare qualche domanda, noi siamo a disposizione. Altrimenti lascio la parola anche a Gianluca, ad Alessandro. Magari hanno qualche curiosità. Gianluca. Sì, no, io vorrei, Antonino, ringraziarti, una presentazione veramente interessante. Come forse sai, abito in Inghilterra da diversi anni e il fatto di poter tenere rapporto con la Sardegna, scendo ogni anno, eccetera, però ho scoperto anche nuove cose da questa presentazione e mi è interessato anche il legame, per esempio, con il Galles. Non sapevo di questo ingegnere. Amo il Galles, tra l'altro, secondo me ci sono tante similarità anche con la nostra Sardegna, terre bellissime, quindi ti vorrei ringraziarti per la tua presentazione. Qualche curiosità, Allora, io come sempre rimango affascinata dai collegamenti. Sai bene che io ho una passione per Eva Calvino, quindi ti avrei lasciato parlare di questa donna per tutto il tempo. Quindi, però anche gli altri, insomma, è stato un modo per raccontare la storia anche di come siamo collegati al resto del paese, no? Non soltanto attraverso questi personaggi, non solo attraverso al resto del paese, ma a livello internazionale, perché molti dei nomi che tu hai citato sono di origine spagnola. Qui magari Alessandro potrà darci qualche informazione in più, no? Come mai? Sì, allora ringrazio anche Antonino per la bella presentazione, è sempre un piacere per quanto mi riguarda riscoprire anche un po' quelle che sono delle peculiarità della nostra isola, e poi comunque ci sono
anche delle chicche, delle informazioni che non sapevo e che mi ha fatto piacere conoscere. Sì, tanti nomi spagnoli, perché comunque la Sardegna ha fatto parte del regno di Spagna. Prima è stato uno dei possedimenti della corona d'Aragona, quindi per quello ci sono ancora ben presenti nella toponomastica quella che è l'eredità della Spagna. Volevo chiedere qualcosa a Tonino riguardo l'orto botanico di Cagliari, dal momento che è, diciamo, tra i giardini storici della Sardegna, quello più prossimo a Dolianova, il luogo dove ci troviamo come associazione Atobius, e dove a ottobre, esattamente dal 17 al 22, si terrà il Festival Atobius Incontri di Culture, di cui appunto queste conferenze online che facciamo sono, diciamo, un'anteprima, il prologo. Ecco, noi, almeno io racconto ai nostri amici quando li accompagniamo a visitare a Cagliari che effettivamente l'orto botanico di Cagliari può essere considerato uno dei più belli d'Italia, no? Per la grande varietà di specie arboree che sono presenti. Ci puoi dire qualcosina in più sull'orto di Cagliari? Sì, permettetemi solo che ho visto che si sta scaricando il telefonino, vado a prendere un attimo la presa, aspettate. Prego, certo. Allora, allora che Antonino torna, adesso che si è allontanato un attimo, chiederei a Cristina dalla regia se ci può mandare in onda il filmato promozionale di 1 minuto proprio riguardante la manifestazione che si terrà ad ottobre a Dolianova, che è il Festival Atobius Incontri di Culture, festival caratterizzato da diverse attività che sono principalmente di tipo esperienziale. Prego. Perfetto, quindi come avete visto in particolar modo mi rivolgo ai nostri amici che all'estero studiano italiano e che fanno parte appunto degli enti, scuole, associazioni con cui collaboriamo. A ottobre, durante il Festival Atobius a Dolianova, sarà possibile partecipare a tante attività che vanno dalle degustazioni, visite guidate, lezioni di italiano, in maniera
coinvolgente ed esperienziale. E da Dolianova siamo 20 minuti da Cagliari, dove appunto sarà possibile anche eventualmente per chi parteciperà a questa manifestazione vedere uno di questi giardini storici della Sardegna, che è appunto l'Orto Botanico di Cagliari. Quindi Antonino, puoi dirci qualcosa? Allora, mi vedete? Sì? Sì. Ok. Allora, dell'Orto Botanico è praticamente sorto a Cagliari, doveva essere in un'altra area, poi siccome non si poteva utilizzare molto bene quest'area, è stata scelta la vallata di Palabanda, che si chiama perché la vallata di Palabanda dove attualmente è l'Orto Botanico. Sono meno di 5 ettari ed è sorto dando l'incarico a Patrizio Gennari, che era un professore di botanica e medicina, perché realizzasse l'orto botanico, che però non aveva la finalità che noi possiamo pensare adesso. Pensate, tra l'altro, aveva anche la finalità di coltivare delle piante che potevano essere utili per l'alimentazione umana e per la medicina. Per l'alimentazione umana, visto che state parlando da Dolianova, c'era allora il problema della fillossera. La fillossera è un insetto che ha devastato le radici delle piante di vite. Per esempio, la zona di Dolianova, ma dappertutto, la fillossera era un grosso problema, che è stata sconfitta attraverso delle piante molto più resistenti che venivano innestate attraverso queste piante e in cui questo insetto non aveva un grande approccio, ecco. Quindi il Patrizio Gennari non è venuto per occuparsi della fillossera, è venuto per occuparsi delle piante che potevano avere finalità economiche. L'orto botanico è diventato perfetto, lì era una vallata un po' decadente, malfamata, c'è stato il famoso episodio della congiura di Palabanda insomma c'è stata molta storia. Poco più giù c'è la valle di Tigelio, quindi è poco più sopra l'anfiteatro. E quindi è una zona di interesse nella storia della città. Ci sono le cisterne romane e quindi c'è l'orto botanico. Che cosa è interessante all'orto botanico? È interessante il fatto che non dei primissimi, però uno dei primi orti botanici importanti in Italia. Uno dei primi è stato quello di Pisa, dove io ho avuto modo dopo Sassari di studiare, e l'Orto Botanico di Cagliari è un insieme di archeologia, quindi per esempio la cisterna Trifoglio, la grande cisterna romana, dove quando entrate per esempio si sente un effetto di eco molto bello, tra l'altro. Quindi c'è una parte archeologica, però a me, che non sono un grande esperto di archeologia, anzi per niente, però abbiamo dato incarico in modo tale che venisse messo in evidenza questo aspetto importante. C'è la parte delle piante. Una delle parti importanti è per esempio l'orto dei semplici. L'orto dei semplici è verso la parte la parte alta dell'orto botanico, e sono coltivate le piante medicinali. Quindi ci sono per esempio le piante che curano la pelle, l'apparato digerente, l'apparato nervoso, il sistema nervoso, eccetera. Quindi merita molto. Ci sono delle piante velenose, tipo per esempio la cicuta, che è uno dei veleni più forti che si possano
conoscere. Ci sono le oppiacce, la pianta il pappavero da oppio, ci sono molte piante veramente molto, molto interessanti. E poi c'è il sistema dei canali sotterranei che convogliavano l'acqua in modo tale che l'orto fosse indipendente e avesse la quantità d'acqua sufficiente. Possiamo trovare molte piante mediterranee, poi le piante endemiche. Endemico vuol dire che si trovano solo quelle forme biologiche in quella località, quindi hanno un habitat in quella località e sono endemiche, e lì per esempio c'è la roccaglia delle biodiversità, c'è il centro di conservazione delle biodiversità dell'università, con professor Ballero, con cui collaboriamo per il libro. Lui ha creato proprio l'orto dei semplici delle piante medicinali perché insegnava botanica farmaceutica. C'è la vasca del papiro, c'è la vasca del lotus, c'è delle piante acquatiche, ci sono per esempio delle piante che sono anche di interesse per il verde pubblico di Cagliari. Per esempio il verde pubblico di Cagliari sono state studiate proprio all'orto botanico. E poi in sintesi, proprio in 2 parole, merita perché è un luogo di relax, c'è la pianta alla zona dei deserti per esempio, e gli studenti vanno, oltre che per incontrare la ragazza, ma anche perché è un luogo magico, è un pezzo di natura in città, dove ci sono molte piante, quindi uno può studiare tranquillamente con gli uccelli che arrivano, che lo guardano, le farfalle, visto che ci sono un sacco di fiori, e poi legge i nomi e quindi capisce quanto si può immergere nella natura, ritrova l'orologio biologico che noi abbiamo un po' perso, ecco, quindi merita. C'è la zona dei bambù, c'è il museo, è abbastanza interessante, ecco, quindi merita una visita, e ci sono le guide che possono accompagnare, oppure la nostra guida quando uscirà, ecco. Quindi potrebbe essere utile, un'esperienza bella, un'esperienza really green, ecco, veramente verde. Siccome oggi si abusa di verde, tutto è green, ecco, quello è green. Quello è green davvero, senza ombra di dubbio. Bene, grazie. Allora Antonino, noi metteremo poi i riferimenti una volta che uscirà il libro sulle nostre pagine, sui nostri canali, in maniera tale che chi ci ha seguito e ha piacere poi possa approfondire ancora meglio la storia di questo nostro patrimonio, perché di questo stiamo parlando. Parliamo comunque sempre di cultura, perché la natura e i giardini dobbiamo ricomprenderli in quello che è cultura, ed è questo, diciamo, il nostro obiettivo: far conoscere a chi è appassionato di cultura degli aspetti nuovi che magari poco si conoscono all'estero, e che però sono meritevoli di attenzione, e quindi possiamo far scoprire e invitare i nostri amici che magari non conoscevano questi aspetti della Sardegna a visitarla anche per queste bellezze. Ora, Maura, lascio la parola a te per le conclusioni. No, neanche anche io voglio ringraziare Antonino per questa bellissima esposizione. Ringrazio anche Gianluca per la partecipazione, insomma, che continuerà, perché sei uno dei nostri partner del progetto e aspettiamo il tuo gruppo ad ottobre. Vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà il 1° aprile. Parleremo di lingua italiana, sempre collegata
agli aspetti culturali che stiamo toccando durante questi incontri che, come ha detto Alessandro, sono la prima fase del progetto. Quindi semplicemente ringrazio tutti, ringrazio Antonino per questa nuova visione della Sardegna, questa nuova prospettiva. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie mille anche a voi. A venerdì prossimo. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao. Ciao.